racconta una storia lontana, rapa di mezzo di spade e campane, cavaliere di cinta nazione, in da parletta imparare una lezione. E la mosca insegnetta a sto mondo, che per l'onore si può morire, che sonora con fama la morte, senza contegno all'Italia banchetta, perché chi non pizza sto cuore, ma l'onore non l'hanno toccato. E l'onore di questa nazione gli hanno dato bene che spada e cuore, Solomone, Corolleri e Moana, Pietro Riccio, Ampignente e Pampulla. E la mosca che paese rappeneva, tu Giovenale e la Meca Cappucci, Alba Verde che Franca Leone, che Romanella sta vecchia in te, sti francesi di orecchie arrogante, e per fronte con l'anna patente, in da taverna dello stopolone, che sa da sfide si aspetta sentire, e la Madonna da che sa da sfide, e che un uomo fa per morire. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno da Lello Russo, Enzo Delvi. Sti cavalieri che hanno salutare. Ciao Are, salutiamo Are. Oggi ci raccomandano una bacina mia guardia Are, che abbiamo bisogno di tappo. Oggi Enzo siamo un po' arrabbiati, è vero? No, arrabbiati no. Io sì. Delusi. Per l'ennesima volta. Questo sì, ecco, bravo. Ciò significa perché, parafrasando un film di Bud Spencer, altrimenti ci arrabbiamo, gli amici di non. No, vogliamo ringraziare il comune e chi di dovere per come ci considerano. C'è praticamente zero. O satta zero. Però a noi non... No, vabbè, la cosa bella l'hai detto. Meno male che fa un'auto sta barzelletta. È finita sta barzelletta. Perché dovete sapere, amici barlettani, e poi è inutile che lo dovete sapere, lo sapete, quello che non si è fatto in questi... in 8 anni, 8-12 anni. Cioè, non abbiamo avuto un sindaco, una giunta comunale all'altezza di questa bellissima città, E se volete che la cosa continui così, sbagliate ancora una volta andare a votare, perché adesso abbiamo una sorta di riscatto, una sorta di rivincita su chi ha governato male. Non vogliamo fare i nomi assolutamente, tanto voi sapete tutto, amici, vivete a Barletta, sapete tutto. Mi raccomando, votate con la coscienza, mandiamo le persone giuste a dirigerci, perché il niente che si è fatto in questi anni, anzi niente sotto niente, perché si sono fatti anche i danni, hanno firmato per la cementeria per un tot di anni per bruciare i rifiuti senza fare un referendum, Lello, cioè tu mi firmi e perché mi rappresenti e non mi fai un referendum? Cittadini, no, ma aggiungerei la possibilità di bruciare. Voi che ne pensate? Almeno questo andava fatto, non che si chiudono le stanze segrete, firmano e a noi ci fanno morire. Ma questo è solo un piccolo aspetto delle cose che non hanno funzionato in tutti questi anni. Ad esempio, l'ultimo in ordine lo stiamo vivendo proprio oggi, che faranno la celebrazione della disfida al Curcinello. Abbiamo il segnale da qui, sì. No, perché ho voglia di svuotare un po' il sacco. Sì. Tu hai detto parlo io, ma parlo tu, perché io sono d'accordo con quello che dici tu. Praticamente oggi c'è... il grande cazzetto. No, Lello, questo non è rabbia, è delusione. La rabbia è un'altra storia. Gli amici che non ci vedono mai arrabbiate. Dicevo, oggi c'è la celebrazione, siamo al 13 febbraio, e quindi ecco,
il monumento della disfida, finalmente, che poi non devono ricordarsi oggi, 13 febbraio, di deporre dei fiori, di Yesimb tutto l'anno, perché questa città è storica e quindi merita che i turisti che arrivano a Barletta vedano i monumenti belli attivi, belli non trascurati. È importantissimo! Quindi non ci ricordiamo soltanto un 13 di febbraio. E poi se la giocano, se la palleggiano, se la ridono, se la cantano e se la suonano, Paolo. Basta ma scherzare. Addirittura leggevo stamattina che attraverso i social hanno potuto constatare chi si è distinto nel mondo, i barlettani. Aspetta, dai social. Dai social. Noi che nasciamo con i social, noi del Barletta Est, non c'è stato un minimo di considerazione, ma non è che ne abbiamo bisogno comunque, diciamo, perché onestamente tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, Barletta Est a parte, abbiamo fatto tutto sulle nostre spalle, con il nostro sudore, con i nostri sacrifici e con la nostra volontà, con i nostri soldi. E quando ci guardiamo allo specchio, non abbiamo la maschera, siamo fieri di farci un applauso noi da soli, siamo fieri, questo ci tenevo a sottolinearlo. Questi che fanno attraverso i social contattano le persone che sono distinte nel mondo. E Barletta Est ne vanno considerata. Barletta Est che si basa principalmente le sue 31.000 e più anime che costituiscono Barletta Est, non viene considerato nemmeno. Sentite, noi dobbiamo fare questo, vi vorremmo dare una targhetta a ricordo per tutto quello che state facendo fuori da Barletta per farla amare questa città. Ma che si sta Nikos? No, questa è delusione totale. Allora, dal profondo del cuore, ma proprio dal profondo del cuore, ne vato loro, ne vediamo loro, che vanno a scegliere chi da poltrona. Me ne hai tasciglia da chi da poltrona. È scandaloso. Perché, no, è abuso di potere, Lello. Abuso di potere, libero arbitrio. Non so quale altro termine potrei aggiungere. Fanno troppi cazzo loro. Non all'Ivo che la canzone fummo detti una volta, la canzone non ce la fezze più, che mo la mette Lello, mo la mette lì, tra un po' la mette. All'Ivo che la canzone che offende. Braita sci, aita sparesci. È una vergogna, ci soffocati, ecco, no, questo è il mettono termine il bavaglio, questo è il termine giusto, ci soffocati. E lo sai come lo fanno? Con l'intelligenza dei furbi. Questa è l'intelligenza dei furbi. C'è l'indifferenza, capito? Ci siete voi. Oh, ma voi indasce un mondo vivente, voglio. Indasce un mondo vivente. Gli abbiamo dati troppo. Non vi abbiamo mai chiesto niente, tutto quello che abbiamo fatto tutto a spese nostre. E qualche amico sponsor che ci ha aiutato. Non dormendo la notte e pregando che tutto andasse bene, eccetera, eccetera. E ci ignorate, Paolo. Vabbè, Enzo, sinceramente a me non è che me ne frega un cavolo di quella. Però no, la nostra delusione deriva dal fatto che questi sta ingombettendo. Quello che dice Franco Di Miccoli, il nostro The Gate, lo dice. Quelli a noi non ci cacano proprio, però gli diamo fastidio, perché ogni cosa facciamo il come si chiama, a quel ragazzo che vive in condizioni veramente disastrose, ci hanno detto vi quereliamo. Hanno detto questo, vero? La disfida è bellissimo. Dai, falla una. No, vabbè, non è che non prende. Vedete, bellissimo. Siamo al di fuori della disfida, ovviamente ci sono le macchine dietro, dobbiamo spostarci. Qui oggi è 13 febbraio, si respira. Cioè, quello che dico io, noi Barletta Est, che cosa esportiamo? La barlettanità. Cioè, essere fieri di essere barlettani. Ma lo sanno questi signori che ci stanno governando la città di Barletta che
abbiamo superato ma non è una questione di numeri, no, è questione, non me ne voglia. Abbiamo superato i 31.000 follower, e se li vai a scorporare, se li vai 25.000 sono tutti di fuori, ma lo sapete, sì o no? No, sono di Barletta tanti, però io dico che molta gente è venuta a Barletta grazie a noi, e questo lo posso dire. Abbiamo fatto ritorno alla voglia di venire a Barletta. E diciamo, Lello, che non ci stiamo vantando, non ci stiamo autocelebrando, perché poi c'è sempre lo sfigato da tastiera che dice però vi vantate, ma che vantate le patate? Ciao Vande, si sarà accento. Vogliamo solo ricordare a questi signori quello che facciamo. Poi divento, perché veramente quello che facciamo lo facciamo per la barlettanità, per essere orgogliosi della nostra terra, come ne siamo orgogliosi quando io parlo il barlettano, cioè sono orgoglioso di fare vedere a tutta la mia città. No, ma perché poi Enzo c'è da dire che per esempio tu a chi detesti di più, Enzo? I lecchini e i ruffiani. Ma quelli sono stati, quella è una I lecchini e i ruffiani, a morte! Quelli ci sono sempre stati, Enzo. Se tu senti la canzone, non te lo dico a te, quella di Pierangelo Bertoli, a muso duro. Detesto i lecchini e i ruffiani, e a chi fa il proprio tornaconto, dimenticando gli altri. Questa è la specie umana che più detesto. E che a volte qua si dimentica, e come hai detto tu, sembra che vogliono, è ora di cambiare, hai ragione. Vede la signora Alessandra che viene da Treviso. Scusatemi se non stiamo buongiorno, leggendo. Chi viene a Barletta si innamora e ci ritorna, credetemi, e lei non è neanche barlettana. Non è neanche barlettana. Cioè ragazzi, è veramente vergognoso, L'abbiamo svegliata la barlettanità, che si dormiva che era una bellezza. Era morta come città. Si dormiva che era una bellezza. Non è che con il nostro risveglio della barlettanità abbiamo migliorato lo stile di vita, siamo ancora in fase di costruzione. Dice Pasquale, dobbiamo cambiare noi, è come noi, è arrivato il tempo di buttare l'immondizia. Bravo Salvatore. È arrivato ma veramente i cambiamenti di un'idea non è che si formano da un giorno all'altro, ce ne vuole ancora di strada da fare, e la stiamo percorrendo assieme a voi affinché veramente di migliorare questa città, ma sotto tutti gli aspetti. Lello, vuoi mettere questa poesia per favore? Affinché... io la volevo mettere quando finiamo. Alla fine, ok. Ci vogliono i fatti, Pasquale, ma i fatti li dobbiamo fare tutti insieme, purtroppo è così. Allora basta con questo bavaglio, ormai ci hanno soffocato, ormai ci hanno missato a terra. Sì, però, ecco, io vorrei rispondere a Pasquale. Pasquale, ci vogliono i fatti, però noi in tante occasioni abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo invitato i cittadini a parlare di fatti seri, di fatti che contano, poi alla fine si sono presentate su 100.000 20-30 persone. Non è vero. E quindi, Pasquale, svegliamoci un pochettino. Tanti barlettani sono all'estero perché? Perché è così. Loro lo sanno. Bello, visto che piove, non Barletti si bello quando piove, ci dici? Venga la bocca di io ragazzi, vi propongo anche di fare qualche telefonata se volete. Che ci deve essere uno sfogo. Ecco, dice Pasquale, perché si sta ancora bene. Sì, da un lato sì, però non tanto, Pasquale, perché c'è gente che dorme nelle macchine in pieno inverno. Bravo. E io posso assicurare che quando ero un ragazzo, quando avevo 18-19 anni e qualche volta mi capitava di litigare con i miei e me ne andavo a dormire in macchina ed era anche d'inverno, e posso assicurare
perché anche con le coperte addosso il freddo si faceva sentire. Quindi non è bello vedere ancora gente che dorme in macchina e non si interviene per dare una possibilità. Nel 2016 sono partiti 1400 ragazzi da Barletta, cioè partiti nel senso sono emigrati, ma scherziamo che perdiamo tutte le nostre eccellenze, tutte le nostre forze. Una vita a studiare, dice, poi ragazzi, vai a dare il contributo fuori. Ragazzi di 30 anni sono ancora dei genitori. Ma purtroppo che futuro c'è per questa gente che si sposa? Devono darsi una svegliata ai giovani. Vabbè. Anche questo è sì, vero, ma il discorso è il sistema che non va bene. Ciao Salvatore, buongiorno. Il modello francese, se qualcosa non va, tutti in piazza e subito il governo a obbedire o a sistemare le cose che non vanno. Perché non potremmo fare no? Forse hai ragione Pasquale, che dice vabbè non c'è ancora abbastanza fame. Se ferma una turista in Zare. E c'è dai, c'è zo. C'è cosa dici? C'è bella stufa e Che bella sei. Cantiamo per non piangere, va? Comunque chi ha fatto questo si dovrebbe solo vergognare. Il lupo esce dalla tana solo quando ha fame. Rimane la fame, no, Pasqua. Purtroppo questo paese è bella a sé, a due chiacchiere. Facciamo dice come apre te. Perché molta gente non capisce che se devi lottare per una cosa la devi lottare fino alla fine. Non a parlare solamente con... Sì, oppure, ma ci è capitato quando abbiamo fatto la pulizia del braccio, tutti sudati, tutti a raccogliere immondizia, e poi c'era chi prendeva il sole e ci diceva bravi, continuate così. Ma ci stiamo a buglia, che cosa? E qualche io sono a fare la fotografia quando mi fanno... E poi c'è stato chi del palazzo che una volta finito la pulizia del braccio, sia da un lato che all'altro del braccio, praticamente, alla fine è venuto lì, incamiciato, pulito, bello, e si è fatto la foto per prendersi i meriti. Ma hai tasciaffa de ghe, hai tasciaffa de ghe. Quindi aveva ragione Andreotti quando diceva il potere logora chi non ce l'ha, aveva parole sante. Vabbè, a noi non ci logora comunque, No. ce n'è solo fastidio e comunque faremo tutto il possibile, spenderemo tutte le nostre forze affinché cambi qualcosa. Questa è la versione originale. Dice Salvatore, ho salutato mio zio perché era la sua canzone questa, ciao. Ma sì, fallo tranquillo, vuoi scherzare? Barletta così bella quando piove, a camminare corsa sale nuova, se ferma natura. Dillo tu, e c'è Deish. C'è bello sto paese, è bella se. Voglio che mi spezzo, Salvatore, non stai a lei, non può stare a Deish, invece me l'ha cattato. Ma un bel salutone a The Gate che oggi ha rubato il posto. L'abbiamo già detto, e buoni festi. E buoni festi, voglio. Manu, e siamo so parlare, ma sì, Manu. Saluto, mi stiamo so parlare, Manu, a vest.
dice Mara D'Amato, andate avanti e siate indifferenti. Ma noi lo facciamo, solo che andiamo a volte... avanti, ma l'indifferenza per noi la stiamo quasi per cancellare dal vocabolario quella parola. Mara, è perché come si fa a essere indifferenti? Mara, come si fa? Faremmo il gioco di chi comanda con l'indifferenza, anche se ho capito a quale indifferenza ti riferisci. Dice Pasquale, i generali per vincere le guerre hanno bisogno dei buoni soldati. Sì, hai ragione, perché poi Napoleone non andava in guerra, Napoleone muoveva i fili. Hai ragione Pasquale. Dai, scriveteci che cosa ne pensate, dai, di questa situazione di stallo che dura da tanti anni nella nostra città, che si permettono di firmare contratti deleteri per noi pur di fare i loro sporchi affari. E il bello deve ancora arrivare comunque. Quando la gente è partita da questa stazione, insomma. E lo dice quando non si Barbetti dalla stazione. Mettiamo il brano così. Sì dai, però prima salutiamo, perché non voglio parlare sulla poesia, nel senso che dimostra tutto l'amore che c'è da parte nostra per la città, e lo dimostriamo in 2 minuti di poesia. È bella sera. Ma chi è questo Barletta a veste? Identifichi! Oh, dai, fatti riconoscere, bello però, mi piace, bisogna essere differenti da questa gentucola, anche se immaginiamo chi... Secondo te chi è? Oh, Frank, uno dei 2 Frank. No, io dico che Peppe Di Bari. Oh, Peppe, però dai, fatevi riconoscere, raga. Non fate pure voi come tutti gli altri. Vedete, sto guardando la stazione dove sono partito. Beh ragazzi, che dicenza? Ma non puoi rinunciare a sta canzone, dai. Mi piange il cuore. Senza dubbio, Frankie, senza dubbio. E una cambiare cosa, Franco? Ecco la telecamera mobile da Barletta West, quelli dell'Agila Blu. C'è bella stufa, c'è bella sera. Oh Michele! Oh Michele è un corridore, lo sai, lui è la moglie, Allora Maria la macchia, nel 2000 questa stazione ha visto lacrime. ma questa stazione ha visto tante di quelle lacrime. Il distacco fa male. Salva sta cosa che ti fa male, dice. No, ragazzi, oggi vi do una chicca, visto che abbiamo bisogno di soldi, andatevi a giocare primo marcatore Benatia, io ve l'ho detto. Perché se non dovesse segnare, lei lo rimborsa tutti. No, ma... Comunque ragazzi, una buona giornata, un buon 13 febbraio, ricorrenza della disfida di Barletta. Poi dice Andrea, perché non si costruisce un hotel vicino alla stazione? Il guaio, Pasquale, è che mo siamo pieni di bed and breakfast, e quindi un hotel costa tanto. Non so se avrebbe successo. È un mio pensiero, Avreste dato fastidio un po' di più. Avreste dato fastidio un po' di più a sti magnaccioni. È vero, sono d'accordo. Grande Flora. Vabbè, il magna è finito, Flora. Un altro po' di tempo ancora. Tanto chi ha fatto bene rimane, chi ha fatto male se non a scappeglia. No, penso di no. E se va vergognate quando cammini in calcio e te,
Cioè, deve sapere quello che la gente pensa di lui quando cammina per la città. Uviayid. E questa è la cosa più brutta, il più brutto premio alla carriera che un uomo possa ricevere. Mi sa che ci sarà qualche revocazione, ma non è roba di certo. Ah, bello, dice quindi autorete di Benatia, di Nazaro che chiede. Ci l'ha detto. Bellissimo. Ci l'ha detto. No. Ignazio Garriba, no, sali qua. Ecco, quindi autorete di Benatia. Ah, bravo Ignazio! Oh, Ignazio, ti distingui sempre milanista di me! Di me, non di me! Tu sei un pezzo di me! Tu sei un pezzo di me! Però ti voglio bene, Ignazio Macri Show! Come bella questa, mi piace. Vabbè, scherzo, dai. Poi posso scherzare con Ignazio, un grande amico mio. Un saluto a Concetta Bracco. Un saluto a Concetta di Pietro, alla nostra diversamente giovane. Beh ragazzi, io vi auguro il meglio del meglio a tutti quanti voi, una buona giornata, un buon 13, sentitevi questa bella poesia. Buongiorno Don Bruno. Don Bruno, dici tu cosa dobbiamo fare Don Bruno con questi politici, con questo palazzo, dici tu, non bisogna considerarli, è quello che mi... per favore... Finora c'avevo stima di te, Alessandra, per favore, forza Milan, non si può sentire. In Germania facciamo un gemellaggio, dice Pasquale. Allora aspetta, lei prima di partire. Aspetta, no, facciamo così. Quando sei pronto, salutiamo e poi vado. Sì, ok. Allora, che dire, ci siamo un pochettino sfogati questa mattina. Scusa, dice Don Bruno, scusa se ti interrompo. Dice pregate per loro. Hai ragione Don Bruno. Noi preghiamo ci sia davanti al nostro palazzo. Speriamo che qualche barlettano capisce che questi qua non è fatto loro, cioè non è mansione loro, perché hanno dimostrato di essere degli incapaci, ma proprio veramente degli incapaci. È la parola, perché sarebbe bello che pure loro preghino per noi. Perché quando si è in missione si mette da parte tutto il proprio tornaconto, questa è la nostra idea. Poi magari siamo antichi, non ci siamo aggiornati, un altro paio di maniche, però il ruolo del politico, il ruolo dello statista... Ma già il fatto, Enzo, devi stare in già il fatto, Enzo, che la gente non crede più a questi politici, non li crede più, cioè proprio non li... In Inghilterra con un po' di ritardo un parlamentare si dimette perché per il ritardo. Ma stiamo a scherzare, ragazzi, siamo anni luce indietro. Perché ormai è diventato un lavoro per loro la politica. Vabbè, Lello, ci siamo sfogati abbastanza stamattina. Va bene, non tiriamo fuori infatti, altra... no. Comunque stasera ne diremo delle belle. Stasera faremo la diretta proprio dopo la partita, parleremo di questa cosa. Vabbè, se la Juve dovesse non mi interessa, non mi interessa, okay. A me la cosa, a me viene riesci prima... a scivolare le due cose, riesci a gestire le due cose. A me mi dice un allenatore quando sbaglia viene esonerato, qui dobbiamo fare la stessa cosa del calcio. Come al calcio. Però certe volte pure i calciatori devono essere esonerati, perché se un calciatore sbaglia un rigore c'è vuda l'allenatore. Comunque ci vediamo stasera ragazzi, diamo appuntamento a stasera, vi auguriamo una bellissima giornata da Enzo Delvi e Lele Rosso. Vi salutiamo con questa bellissima poesia, chissà che... E buon martedì magro stavolta. Chissà chi la dice. Buona giornata. Un manifesto di Barlet e Avest. A Barlet teniamo i candeni, andò a buon vino. E ci serve qualche marecola, teniamo pure reclia. Ci menga l'acquaria, ma teniamo santuaria. E non è che daici, a Madonna ci benedaici. A besciama rei, se ne sempre un pesce. E tao, dall'orda di strada, ancora non finisce. E quella sera ti si indistingue morte. Dette un bello sguardo porta. Staci a te, è bella a sé.
non si va trascurare. Assomiglia a Nadia, io paese di Mennia. Da ponente alle vente, cica bella, cica chente, e dalle vente a ponente siamo quasi tutti contenti. Ci stia assettato, o stai in vita, andò stia stevi tu castita. E ci alzo lo sguardo alla cattedrale, veite pure un campanale. Non teniamo i boschi, ma mi ha avuto a fiera mosca, che è francese su decetta, c'è da vina da parletta. Non potesse non parlettanata, c'è due brecce, non ha fetta attraversata, e c'è un mare agitato e mossa, sa vattelello russo. A quando pare, siamo in un paese di mare, e che tende onore, questo gli udite di un pescatore. Non cerca tesoro, non cerca ricchezza, tutto che te cavuglia, gli di trovi chianarezza. E teniamo un palezzo da merda, e zappiamo pure la terra, e che tende amore, questo gli udite di un zappatore. Non voglio dolce, e nemmeno l'amore, a veste che accompagna il figlio, sopra l'altare. E c'è un paese da re, a fetto di spetto, sta c'è te perdono e t'aspetta. E se come oggi gli è festa e si mangiano in peste, vogliamo tutte bene a barlette a veste. Bellissimo. Beh, Grazie. Ciao a tutti. Ciao dai. a tutti. Buona giornata a tutti. Ragazzi, una cortesia che vi chiedo: condividete questo video, chissà qualcuno ce lo fa sentire. Grazie, buona giornata a tutti. Au revoir.